Hotel Carnia di Benzone, rinnovato Hotel Carnia di Benzone, uno dei luoghi dell'eccellenza della ristorazione del Friuli Venezia Giulia, con lo chef Paolo Del Negro. Buongiorno e benvenuto Buongiorno a alle lei. nostre videoricette. Oggi una videoricetta dal nome altisonante, però poi vedremo nella procedura che è una ricetta di facile realizzazione anche nelle vostre cucine. Paolo, che cosa ci prepara oggi? Allora, oggi vi preparo un carré d'agnello gratinato alla frutta secca con una riduzione al refosco. Benissimo, Vabbè, la procedura qual è? allora, Cominciamo con la sì, carne, ovviamente, che è il il pezzo nostro forte del pezzo. piatto. Ok. Innanzitutto procediamo nel curare il carré d'agnello, togliamo via le parti grasse che non servono, ecco qua, che poi andremo a utilizzare per la riduzione. Lasciamo libere le costicine. Anche questo, come potete vedere, non è un lavoro molto lungo. No, no, assolutamente, assolutamente. La preparazione, come poi vedrete nell'evoluzione della videoricetta, è abbastanza semplice. Ovviamente determinanti sono le materie prime. Decisamente, decisamente. Qua abbiamo un carré d'agnello scalzato della Nuova Zelanda, è una cosa veramente eccezionale come il burro. Se andiamo a usare per esempio un carré normale che come si trova di solito in giro, il piatto verrà molto modificato e non raggiungerà la cosa voluta, insomma. Ecco, adesso andiamo a tagliarlo a metà, lasciamo 4 costicine da una parte e 4 costicine dall'altra. Eccoci qua. Un po' di sale. Sì, un po' di sale speziato, qua ho messo un po' di alloro, rosmarino e salvia e sale, andiamo a salare la carne. E qui abbiamo un trito di frutta secca che andrà poi a fare parte integrante della ricetta. In questa frutta secca abbiamo delle noci, delle nocciole, dei pistacchi, delle mandorle e dei pinoli. Abbiamo tritato tutto fino a raggiungere un composto abbastanza adatto per assimilare al carré. Ecco, adesso prendiamo il carré. Che quindi poi verrà cotto assieme anche al trito. Sì, sì, verrà cotto assieme al trito. Eccoci qua. Andiamo a ricoprire tutta la carne e lo mettiamo nella nostra placchetta. Facciamo così anche con l'altro pezzetto. E questo è pronto per andare in forno. Questo è pronto per andare in forno. Quanto tempo lo dobbiamo tenere in forno? Allora, 180 gradi per 20 minuti. Viene prontissimo. La cosa importante è che la carne debba essere rosata, non deve essere cotta, non deve essere cruda, rosata. Allora raggiungiamo un prodotto di eccellenza, insomma. E diciamo che con 20 minuti tra cottura e preparazione noi abbiamo un piatto con cui facciamo un figurone con i nostri ospiti. Sì, decisamente. Benissimo. Bene, adesso... Non è finito però, perché c'è ancora Sì, dobbiamo fare la riduzione. Ed ecco, ci siamo spostati nella zona dei fornelli. Adesso che cosa facciamo? Adesso andiamo a preparare la riduzione del refosco. Allora, innanzitutto mettiamo un po' di olio nella pentola. Ci aggiungiamo gli scarti della lavorazione dell'agnello. E facciamo soffriggere e andiamo avanti. Poi mettiamo un po' di sedano, carote e cipolla. Un mazzetto di rosmarino. Mescoliamo sempre che non si bruci. Poi abbiamo un po' di cannella, un po' di pepe in grani, dei chiodi di garofano e facciamo andare avanti sempre, fin quando è tutto bello rosolato. Anche qui la cottura è molto breve, no? Sì, sì, non abbiamo particolare
E poi andiamo a sfumare col vino rosso. Qua abbiamo il nostro riposo. Adesso lasciamo andare avanti per una decina di minuti fin quando l'alcol evapora. Evapora, certo. Sì, fin quando si riduce il tutto, insomma. Bene, mentre l'agnello sta terminando la sua cottura, qui è pronto la riduzione che adesso noi andiamo a filtrare. Ne esce una salsa. Sì, una salsina. Abbiamo ottenuto questa riduzione a refosco che è molto saporita e va a caricare la carne. Che poi metteremo sopra la carne proprio. No, facciamo sotto. La mettiamo questa sotto e sopra adesso poi le faccio vedere la preparazione. Bene, adesso vediamo l'impiattamento allora. Perfetto. Eccoci, siamo pronti per la confezione e l'impiattamento del nostro agnello. Benissimo. Vedo Allora, qui anche delle new entry, tipo le patate. Sì, decisamente. Ho messo un po' di verdura, un po' di contorno, di accompagnamento, insomma. Niente. Allora, andiamo a stendere la nostra riduzione sul piatto. Intanto l'agnello fatto. Qua vi ho preparato un tortino alle erbe e dei bastoncini di patate, per dare anche un po' di decorazione al piatto, insomma. Agnello appena uscito dal forno. Sì. E lo adagiamo sulla nostra riduzione. Il piatto è finito. Ed è un bellissimo risultato. Complimenti. Grazie mille.